classi, nelle vendite di segnalibri per Azione Sorriso e in tante altre attività. Questa sera si impegneranno a farci ridere. Il gag vuole ridere, questo è il titolo di questo spettacolo. Tratto dalla commedia di Salemme, La gente vuole ridere. In maniera del tutto dilettantistica riproponiamo scene di questa commedia per stare un po' in compagnia. Non mi tocca che augurarvi allora buona serata. Bellissimo teatro è stato abbattuto e da quel momento di quegli attori non si è saputo mai più nulla. Cercate bene, devono essere qui, erano 10 attori, a me parevano 10 scimi, ma sempre persone sono. Vedete bene, uno cercava la moglie, c'è senza almeno la moglie. Ti piace?
non ho venduto niente. E avanzato tutto il buffet e mi ha mangiato così, se no si buttava. certo! Frittati di cipolla, pizza di cipolla, torte di cipolla, no. Pane di cipolla, torte... No, fammi indovinare, dice pollo! Uffa! Sta venendo in merda, figliola! Sta venendo proprio! Armaletane! Ti sto ci vuole un chilo di caffè per arrabbiare, ma ti ci vuole un chilo di chicchi! Scendete, ma tu che vuoi? Che buono, lasciami stare, non vedi che sto prendendo il mio caffè? Ma chi è un po'? Un po', chi è? So io? Che ne so? Sei tu un po'? No. E lei un po'? Ma lo so io un po'. Ma che è? Non scioglie lì questa cosa? A un certo momento mi dici tu si alza e fa so. Perché io so un po'. Perché si alza un po' e un po' fa so. Io ho già di ora, per tutta la gente. No, tu sto momento gravo, perché ti non tanto insopportabile! Sentimo, ma che dopo? Che? Ah, va fatica, va fatica! No, un po'. E come si fa a capire che un bar è un bar e un bar è un bar? Perché un po' sta all'invito, invece un po'. Ma non bagni, va! Potreste creare gli spostamenti dati a pericolosi. Che se lo danno su dopo di fermare a Maria. Già perché Maria della contessa, pure Brasilia, Maria Ma che mi state prendendo in giro? Ma quando ma? Sì, ho capito. Voi credete che io stia scherzando? Ma che è questa cosa? Signora contessa, loro credono che mia moglie sia scappata con un altro, invece lei mi ama e mi ha sempre amato. Senti Cino, ma è vero che tua moglie ha fatto una cura talmente ferrea che... Sì, che è scomparsa. È scomparsa? O meglio, di lei è rimasta soltanto l'acqua, l'umidità del corpo. È rimasta solo l'acqua. Sentite, quando ne stanno dopo che scuola, fosse Ma chi Maria. te lo Ma no! Cesare, signor Cinelli. Signorino, prego. Signora contessa, volevo pregarvi di chiudere bene porte e finestre, perché qualche spiffero potrebbe portarmi via Maria e io poi senza di lei come faccio? La mia vita è finita. Buongiorno a tutti, buongiorno mia cara contessa. Come Bruno non si canta? Buongiorno, Shushu. Buongiorno signori, per favore non incominciamo. È una bella giornata, mi sono appena svegliata e cerchiamo di non fare maiassate. Va bene, va bene. Ma che succede? Io sono la prima donna, io sono la prima donna. E no, mia cara, è qui che ti sbagli. Tu sei troppo grezza, troppo volgare sei. Uè, fate senza forbice. Io scippo di sto quanto una pillola del nato, me ne lavoro con i ferreri.
maledetta cresciute da una figlia che rimase in mare. Avevamo solo 8 anni, fummo rinchiuse in un istituto, si incendiò dopo 6 mesi. Era colpa nostra. Era colpa nostra. A 8 anni già dicevano che portavamo male, così vagammo da un istituto all'altro, fino all'età di 16 anni, finché un giorno finalmente abbiamo un'attività. Ci mettemmo a società con un nostro amico, di tre crisantemi. Cesare, ma il primo incasso consistente, teatro tutto esaurito, capisci? Un colpo di fortuna. Altro che portiamo male. Certo. Il nostro socio se ne scappò con l'intero incasso. Oddio, non l'avete mai più visto. Non fece nemmeno 300 metri. Si schiantò sulla parete rottura. Macchina disintegrata, nessuna traccia del corpo, soltanto la scatoletta dell'incasso intatta. La scatoletta lì. Già da lì dobbiamo capire, signora contessa. Gli attori sono cattivi.